Buonasera, altra puntata di preview, come sempre fare i puntati sulla prossima partita del Catania in casa contro la capolista, contro la Juve Stabia. Ne parleremo per tutta la durata della nostra trasmissione, con gli interventi ovviamente del pubblico da casa e con gli interventi degli ospiti in studio che vado a presentare. Lino Gurrisi, presidente della Federcalcio Catania. Ciao Lino. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. E poi l'amico e il collega, giornalista della Sicilia, Giovanni Finocchiaro. Ciao Giovanni. Buonasera, grazie per l'invito. E poi, come sempre, Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti. E infine, non ultima, ma non ultima in questo caso, vado dalla bellissima Naomi. Ciao Naomi. Ciao a tutto lo studio, vi ricordo come ogni puntata la nostra linea WhatsApp per interagire con noi durante la puntata. Allora Naomi, torno subito da te, fra pochissimo, per fare un po' il punto della situazione, il programma di questa prossima giornata del campionato di Serie C. Intanto vado a presentare un altro ospite, che è un ospite importantissimo e come sempre abbiamo il piacere di averlo con noi. Sto parlando di Beppe Baronchelli, che è collegato con noi. Ciao Beppe. Buona serata. Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ospiti. Verrò fra pochissimo da te, ma prima, come detto, da Naomi per fare il punto, il programma della prossima giornata del campionato di Serie C e anche la classifica. A te. Il 18 febbraio alle 18:30 si gioca la prima partita di questa 27esima giornata di campionato ed è Giuliano-Messina. Stesso giorno, stessa ora si gioca anche Monopoli-Latina, mentre alle 20:45 c'è Catania-Juve Stabia, Cerignola-Monterosi, Crotone-Taranto, ancora Picerno-Benevento. Il 19 alle 20:45 si giocano Avellino-Casertana, poi Brindisi-Foggia, ancora Sorrento-Virtus-Francavilla e Turris-Potenza. La classifica ancora capitanata da Juve Stabia a 55 punti, seguita da Picerno 49, Avellino, Taranto, Benevento 45, Casertana 44, Crotone 42, Cerignola e Latina 37, Giuliano, Sorrento 36, Messina 35, Potenza 32, Catania 31, Foggia 29, Turris 25, Monopoli 23, Virtus Francavilla 22, Brindisi 17, Monterosi a 16 punti. A fra poco Naomi, ovviamente con gli interventi da casa. Noi adesso diamo un attimo uno sguardo a quella che è stata la settimana fino ad ora del Catania, non certo entusiasmante, lo sappiamo, dopo il pareggio con la Casertana in casa è arrivata la sconfitta a Latina e poi il ritiro, per cui con i miei ospiti voglio subito analizzare il momento e chiedere appunto a loro intanto cosa ne pensano di questa scelta appunto della squadra che è in ritiro a Belpasso, lo sappiamo anche se poi si allena regolarmente al Massimino al Cibalino. Lino. Ma il ritiro, dopo tutti questi risultati negativi, penso che la società ha avuto magari i suoi buoni motivi, le sue buone ragioni per farlo. Naturalmente non condiviso dal tecnico, che mi sembra strano che pubblicamente ha detto che era contrario al ritiro. Questa è una cosa che lascia molto perplesso anche a chi legge le notizie date sui giornali o sui social. Quindi diciamo il tifoso, lo sportivo che legge che la società è d'accordo per fare il ritiro, il mister dice che non è d'accordo, lascia un po'... Cioè era un'ipotesi, Luca, sì, lei diceva un'ipotesi che stiamo vagliando. Spiazza poi tante persone, tanti sportivi. Giovanni, un ritiro che appunto, fra parentesi, ovviamente sono notizie che sappiamo, che abbiamo documentato in questi giorni, che comunque non arrivano direttamente dalla società, no? in questo senso. Sì, io sulla cosa di Lucarelli la voglio interpretare in questo modo, magari forse per fare scudo sulla squadra, voglio essere buono, no? Poi comunque allora, un ritiro non è uno scandalo, no. Tu, soprattutto se non fai i risultati, è giusto che ti vai a riunire in un albergo per parlare, per litigare, per guardarsi in faccia, no? Si dice si in guarda in faccia, come si dice in questi casi, e magari qualcosa la risolvi, no? Su 10 problemi 3 li risolvi. Magari. Poi quello più importante da risolvere è il campo, il campo, anche perché l'avversaria che arriva non è certo di secondo piano. Anzi, Beppe, vengo da te per capire cosa ne pensi tu del ritiro, anche appunto da ex giocatore, e se è una scelta, una decisione che potrebbe essere giusta anche per una piazza come Catania, fra parentesi. Innanzitutto voglio salutare Giovanni, carissimo amico mio. Ciao Beppe, poi raccontiamo i ritiri che si facevano ai tempi vostri. Lì volevo arrivare. Ma sai, posso anticiparlo o lo dici tu? A Nagni, dove tolgono i telefoni e le televisioni dalle camere, alberghi dove non prendeva volutamente il cellulare. Infatti. Scriviamo un libro. No, ma poi c'era
c'era anche quello più goliardico, perché c'era Massimo Piloni, preparatore dei portieri, che riuniva 6-7 giocatori, e c'erano anche i giornalisti, perché le distanze erano molto molto più ridotte ai tempi, no? Allora comprava un pacco di pasta da 5 kg, non è che ci abbuffavamo, prendevamo un po', una razione anche piccola ciascuno, e si stava lì a parlare, a confrontarsi. Non si parlava di pagelle, non si parlava di ruoli, ma si fraternizzava, tant'è vero che, e questo Beppe ne è testimone, quando ci si rincontra con qualcuno di quel gruppo è una festa. Una festa, perché si è diventati anche amici. Anche amici. È una squadra che deve riconquistare la città, strano da dirsi, no? È anche una società che deve riconquistare la città, considerando... La situazione del ritiro oggi bisogna capire con che spirito e con che modo si va in ritiro. Quando eravamo in ritiro noi i social non esistevano e devo dirti la sincera verità, si passava le ore intere nella camera di X e in 10-12 a parlare, a spiegarci le situazioni, anche a non parlare di calcio, ma è un modo per condividere certe situazioni e portarle magari in allenamento il giorno dopo. Oggi con questo mondo della tecnologia che vivono perennemente davanti a un telefonino, sapere e capire quanto può essere importante un ritiro e mettere una squadra insieme diventa da fuori un po' più complicato. Chiaro, capire che il segnale che la società voleva, l'allenatore forse e tutto, magari una comunicazione un po' di più tra di loro, poi da lontano è difficile giudicare. Tanti giocatori nuovi, a gennaio si è rifatto di nuovo una squadra. Complicato mettere insieme tutti. Ne parleremo. Leggo in questi giorni che tanti dicono rimpiango quella dell'anno passato. Però è anche vero che è un altro campionato, quindi è troppo facile adesso dirlo. Però il ritiro lo vedo una cosa positiva, se dagli interpreti c'è stasera giochiamo carte insieme o facciamo qualcosa da condividere in gruppo insieme, perché se stare ognuno nella propria camera ha poco senso. Senti, invece io poi fra poco analizzerò con Gianluca, voglio andare subito da te, il discorso, che poi c'è il discorso che diceva Giovanni, no? Il campo, perché poi è vero, ritrovarsi, stare faccia a faccia, ma poi c'è il campo che in questo momento, Gianluca, lo analizzeremo fra poco, ma voglio che ci dai intanto una puntata di questa parte, il fatto che il Catania segna poco, segna pochissimo nonostante tutto, nonostante i cambiamenti, nonostante i nuovi arrivi in attacco. E soprattutto, poi le voglio analizzare con Beppe e con Giovanni, segna niente dopo che ha subito il gol. Sì, vabbè, che è un problema tattico, l'hanno capito un po' tutti. Cioè il Catania, alla fine il Catania, io un paio di settimane fa l'ho detto, il Catania è questo. Non ci possiamo, io da addetto ai lavori, da tattico, da match analyst, dico il Catania è quello, non ha idee. Non ha idee e va in difficoltà. Il fatto che subisce gol e non riesce a rimontare, a pareggiare, è evidente che è una mancanza di qualità e di idee tattiche. Se incontra squadre che si chiudono non è facile, devi riuscire ad avere delle manovre talmente avvolgenti, talmente filtranti, dei passaggi talmente filtranti di ottima qualità e fattura per cercare di scardinare le difese avversarie. Non riesce. Dopo, quando faremo vedere i nostri dati, parliamo dell'XG, cioè quando una squadra ha un valore atteso di gol di 35, ne avrebbe dovuto fare 35 gol, ma ne fa solo 25, non è una questione di sfortuna, è una questione di capacità e di qualità e di idee. Giovanni, è una questione anche di testa, perché poi la realtà è che subisci il gol anche a Latina, la squadra tutto sommato non aveva fatto granché, ma non aveva fatto male nel primo tempo. Tutto sommato allo stesso livello del Latina, poi prendi il gol e ti afflosci, nonostante il fatto che metti 4 giocatori d'attacco contemporaneamente anche in campo. Foggia. Allora ogni partita che passa è una frase fatta, siamo in televisione, cioè, oggi ce le diciamo tutte, no? Perché il pallone, forse più che il pallone pesa la maglia di più, no? E quindi quando sbagli 2 passaggi di fila entri in confusione, perché comprendi la responsabilità di giocare una piazza esigente ma che accompagna. Io oggi l'ho scritto sul giornale, sull'analisi che ho fatto, giusta o sbagliata che sia, condivisibile che sia, in questo momento c'è un pubblico che incoraggia per tutta la partita, poi ovviamente perdi e ti fischia, o perdi e se ne va prima dalla tribuna, come è successo nell'ultima partita. Quindi anche se era una questione anche di trasporti, dovevano prendere il treno. Ma tu pensi che se avesse vinto il Catania avrebbero perso sicuramente 3 treni e 4 autobus? Questo è vero, assolutamente. Però c'è anche da dire che non riesce ad avere la testa libera perché ha una responsabilità
immensa, e più perdi terreno e più ti pesa tutto. E poi ci sono ovviamente, come diceva, ci sono anche i problemi tattici, i problemi di carenze. E io voglio sperare, sempre per essere ottimista, che questi 12 giocatori che sono arrivati, e finisco, riescono a completare nel più breve tempo possibile il rodaggio per dare una qualità superiore, ma soprattutto per raggiungere un'intesa superiore di quella che c'è adesso. Gianluca. No, volevo aggiungere questo, parliamo di campo. Dalle analisi che abbiamo fatte vedere le partite che si vedono nel Catania, abbiamo notato come quando il Catania riesce ad andare in pressione diventa pericoloso. Sì, lo vedremo anche oggi. Sì, l'abbiamo sempre visto, sì. quindi lo vedremo oggi come abbiamo visto in altre... Allora, il discorso è, vuoi fare la pressione a 90 minuti? No, non ci puoi riuscire, non ci riesce nessuno. Ma quel concetto è chiaro, quando tu vai in pressione crei problemi agli avversari, perché il Catania non deve farlo? Capito? Beppe, torno da te un attimo, è giusta la considerazione di Gianluca, io volevo tornare anche sotto l'aspetto mentale, perché so quanto tu tieni e hai tenuto a questa maglia, so quanto sai, quanto è difficile e quanto è bello giocare a Catania, e per cui credo che puoi anche capire che cosa sta succedendo magari all'interno della testa dei giocatori e perché questa squadra si affloscia sistematicamente quando prende gol. Penso che non va al di là del discorso tattico, al discorso delle qualità dei giocatori. Sono stati presi tutti i giocatori che, presi uno per uno, a guardare il curriculum, hanno caratteristiche importanti e per la categoria. Condivido molto l'idea di Giovanni, la maglia pesa, e portare con la maglia non deve avere qualità dalla testa in giù ma dalla testa in su, perché passaggi filtranti, come ha detto prima, siamo carenti, e nella pressione, quando andiamo in pressione possiamo determinare qualcosa. Andare in pressione comporta anche dei rischi alle nostre spalle, e quindi avere personalità di dare in pressione 10 volte e sbagliare 5 volte è anche quella una personalità da portare in campo. Secondo me a questa squadra manca quello che ha mancato anche alla nostra squadra il primo anno, la consapevolezza di sapere che maglia si indossa e nella categoria che sei, con l'obbligo di vincere sempre. E quello che dice Giovanni, più passa il tempo più si sentono un carico importante sulle spalle e diventa difficile poi switchare, come dicono i giovani d'oggi, questa situazione. Vediamo se riusciranno a switchare, come dice Beppe, termine difficile fra parentesi, per la prossima partita di campionato, che è una partita complicata. Lo faranno con un nuovo giocatore che vedremo se potrà essere impiegato, già andato in panchina nella partita contro il Latina. Stiamo parlando di Ndoi, di cui Lucarelli ha parlato così subito dopo la partita appunto giocata in terra pontina. Sentiamo. Ndoi, perché è un giocatore importante che 3-4 anni fa lo voleva mezza Serie A dopo il campionato vinto di Serie B, poi ha avuto dei litigi con Cellino per la mancata cessione, è iniziato un po' il rapporto così un po' turbolento fra i due, che si è risolto con la risoluzione del contratto del giocatore, quindi noi crediamo che sia un giocatore di valore soprattutto per questa categoria. E quindi, considerando che tutti gli infortuni che abbiamo avuto in mezzo al campo, ci sembrava, tra i vari profili di centrocampisti svincolati, ci sembrava quello che si avvicinasse di più alle nostre esigenze. Per quanto riguarda il discorso di Marzura, l'ho detto, avevamo Chiarella che non si è mai allenato per un risentimento muscolare, Chiricocchi ieri mattina si è fermato nella rifinitura e addirittura non doveva neanche partire. Peralta c'ha la febbre, quindi l'esigenza di Cianci stanotte 39,5 di febbre, quindi alla fine se volevamo schierare un attaccante dovevamo reintegrare un giocatore e l'unico attaccante che era disponibile da reintegrare era lui, l'abbiamo rimesso dentro, anche perché abbiamo valutato che in giro non c'è altre attaccanti con le caratteristiche che avremmo cercato noi. Queste dunque le spiegazioni di Lucarelli per quanto riguarda Ndoi e per quanto riguarda anche Marzura, che vanno ad aggiungersi alla lista dei 22 fino alla partita con il Latina, diventata dei 24 in terra laziale. Vediamo la scheda di Ndoi per dare un'occhiata un pochettino a questo giocatore, a quello che ha fatto in questa stagione, poco. 2 partite solamente nel Brescia
circa 50 minuti, 50-60 minuti, 57 esatto, l'una. Ha fatto di più nella stagione scorsa, 30 presenze, 3 gol e 3 assist, 30 presenze fra campionato e Coppa Italia. Non gioca dal 6 di ottobre con 3 panchine, 2 al Brescia e 1 al Catania, appunto nell'ultima partita di campionato. Dunque, a questo punto vi chiedo, considerando anche quello che abbiamo visto, è un mercato, parto da Lino, è un mercato che per ora non ha sortito nessun tipo di effetto, lo possiamo dire? Che ha fatto? Bisogna anche capire chi ha fatto il mercato. Io, quando risulta nell'organigramma della società, ma anche il direttore sportivo, Sì. è stato incaricato il mister a fare il mercato. È capace il mister di fare il mercato per quello che serve a Catania? Lo possiamo dire magari fra un po'? O lo dobbiamo dire già possiamo adesso? anche dirlo. Io, per esempio, secondo me, oltre, poco fa si parlava degli errori tattici del mister e così via, no? Però io penso che a questi giocatori manca proprio il senso di appartenenza alla squadra, alla maglia. Non c'è un vero leader che magari dentro il campo può bacchettarli, spingerli, incoraggiarli. Quello ci diceva Beppe prima. Sì, non solamente il Catania, secondo me... Dovrebbe essere Sturaro, Giovanni. Eh sì, ma cosa ha fatto? La prima giornata arriva, viene da una persona così esperta come lui, si fa buttare fuori, voglio dire, là allora la società deve iniziare a prendere anche provvedimenti su questi gesti, diciamo, di questi giocatori che vengono presi per chi e poi invece risultano da Serie D, della terza categoria. Mercato? Mercato difficile, perché non è che a gennaio trovi gente brillantissima. Ma è per quello che ha stupito un po' il mercato del Catania, no? Perché è vero che perché non è stata perché è una rivoluzione, non una riparazione, ma una rivoluzione, sì. no? Questo è quello che ci diciamo da tempo. Evidentemente, come aveva spiegato Lucarelli, si voleva investire. Certo. Per quest'anno tentare di fare subito qualcosa o investire per l'anno prossimo. Però il ragionamento che faccio è: se tu in questo momento sei nella parte destra della classifica, anche un po' più in basso del solito, alla fine della stagione che fai? Confermi 20 di questi 24 giocatori perché tanto l'anno prossimo ti esplodono, oppure devi rifare tutto da capo? La cosa che mi preoccupa non è anche questo campionato, ma la prospettiva che si era imposta la società tramite una dichiarazione del tecnico va un po' a farsi benedire, per dirla... Perché come fai alla fine della stagione a mantenere quasi tutti, diciamo il 70% dei giocatori che in questo momento non ti stanno facendo neanche lottare per i playoff? Diventa più complicato. Bisogna vedere poi come... È chiaro che una stagione, lo sappiamo, lo spartiacque qual è, per cui diventa più difficile ipotizzare adesso, però è chiaro che la partita con Rimini può cambiare può darsi che magari questo rodaggio parte ora perché c'è la capolista, come dicono gli allenatori, anche quelli bravi, Lino, la partita come si prepara? Da sola. Con la capolista si prepara da sola. Ecco, è vero. Io voglio andare da Naomi per sentire invece cosa ne pensa il pubblico da casa di queste prime discussioni che abbiamo intavolato in studio. Rimanendo un po' collegati al discorso che ha fatto Lucarelli post partita, scrivono: è preoccupante che un allenatore dica apertamente di non aver reintegrato Marsura solo perché non aveva attaccanti. Con quale motivazione un giocatore va in campo? Non è accettabile questa gestione. Poi c'è chi scrive: continuo a seguire il Catania perché soffro di insonnia, è la mia cura. Ditelo che lo spogliatoio è spaccato in tanti gruppetti, si vede chiaramente in campo, ditelo per favore. Invece del ritiro forse sarebbe meglio non pagarli fino a quando non vincono per 3 volte di seguito, Sergio, non lo so, già la carta è presa male. Buonasera a tutti, io sono convinto adesso, dopo tutte le partite disputate fino ad ora, 11 perse, che ci sono problemi di natura di spogliatoio. Ancora continuano con questa versione. Vorrei che mi stia sbagliando Giuseppe da Catania. Buonasera, cosa ha il Messina più di noi? Intanto ci ha sorpassati e sono vicinissimi ai playoff, massimo da Pedara. Lo dissi e lo ripeto, scrivono, con Lucarelli rischiamo la retrocessione sul serio. Poi questa squadra è oltremodo lenta, appena in possesso palla tutto diventa a rallentatore e i gol è difficilissimo realizzarli. Giovanni Gravina. Chiudiamo questa sessione con questo messaggio. Dico, ma gli aspetti sottolineati dall'attento Gianluca Russo, com'è possibile che non vengano notati da un membro interno alla società? Siamo davvero così ben attrezzati? Insomma, queste sono domande ovviamente che lasciamo così, perché Gianluca è con noi, per cui non possiamo, anzi, ce lo teniamo pure stretto. Giovanni, pensavo volevi intervenire sul discorso... No, la questione del leader, con Beppe. Mi ha fatto anche emozionare, ma lui lo sa cosa penso. Se fate caso, quando poi vedete la replica che è alle
Alle 23? Ecco, alle 23. Sentite Baronchelli parlare come se fosse ancora il capitano del Catania. Noi, la nostra squadra, il nostro difetto è questo, stiamo facendo... Lui ancora è un giocatore, è il capitano del Catania, e siccome io quella stagione l'ho vissuta molto da vicino, il signor Baronchelli, che oggi è ancora un giovanotto così di belle speranze, guarda che... Caffè offerto. Il più giovane di noi. I ragazzi li appendeva, se era il caso, ma forse non è capitato tanto perché era una squadra vincente, ma se era necessario i ragazzi li appendeva al muro. Bastava anche una parola detta al momento giusto, no? Quindi questo tuo parlare ancora da giocatore del Catania mi emoziona, caro Beppe. Beppe, ma c'hai qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Poi rispondi anche a Giovanni. Qualche aneddoto che ci puoi raccontare di una situazione simile che hai vissuto, magari? Senza fare nomi e cognomi. Zafferana, arriva uno della tifoseria e voleva picchiare un mio compagno di squadra perché aveva sbagliato un rigore, ho giocato male una domenica. Gli dico: ti faccio parlare con lui se mi prometti che non gli metti le mani addosso. Nello spogliatoio, in uno spunzino, ci siamo messi lì a chiacchierare 5 minuti, che lui doveva dirgli che non giocava come voleva lui. Io ho partecipato con lui, gli ho permesso di fare questa chiacchierata, però con la promessa che non gli avesse fatto niente al ragazzo. Sono banalità, per l'amor di Dio, non sto parlando che siano cose importanti, però quel ragazzo dalla volta dopo ha svoltato, ha capito l'importanza, è stato attento ai particolari, e gli ho detto: vedi che quando ti diciamo delle cose noi un po' più esperti, vengono dette anche dai tifosi fuori, e vedi le sfumature in modo diverso. Quindi è capitato 2 o 3 volte in 3 anni, però devo dirti che queste sono cose che secondo me valgono più di un allenamento e valgono più di tante altre cose. Ringrazio Giovanni di quello che ha detto prima, ma io veramente l'ho sempre detto e lo ripeto qua: io mi sento tifoso del Catania, e lo ero quando sono venuto giù la prima volta da Polentone. Sono sempre stato contro, ho sempre pensato diversamente di quello che poteva essere il Sud. A me Catania ha dato di più di tutte le altre squadre dove ho giocato negli altri anni, e io spero di aver contribuito per aver ottenuto qualcosa di importante. Bene, noi ci fermiamo con queste parole che magari rinvigoriscono anche un po' i tifosi da parte di Beppe Baronchelli. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare anche del prossimo avversario del Catania, cioè la Juve Stabia. Di nuovo in studio, seconda parte di preview, mentre continuiamo a discutere anche durante la pausa su quello che succede magari in casa Catania. Abbiamo sentito prima parlare Beppe Baronchelli, ancora, lo diceva proprio Giovanni Finocchiaro, da capitano del Catania, nonostante non lo sia in questo momento. Andiamo a sentire invece quello che ci dice, che ci ha detto un giocatore che sta giocando comunque delle buone partite. Sto parlando di Welbeck, che anche a Latina è stato sicuramente fra i migliori della squadra rossazzurra. Ascoltiamo le sue parole subito dopo la partita di Latina e riferite al prossimo match, quello con la Juve Stabia. È un'altra partita da fare alla grande, non contando le difficoltà che abbiamo adesso, però c'è da andare a battagliare come sempre, e ovviamente sì, abbiamo una squadra forte che dobbiamo affrontare e dobbiamo metterci alla tutta come sempre. La ricetta giusta non ce n'è una soltanto, perché sono tantissime cose che vanno sempre ribadite partita dopo partita, perché non possiamo lasciare indietro nulla come aspetto, e questo è soltanto quello che dobbiamo fare, perché poi la squadra è consapevole di questo, c'è da battagliare, c'è solo da battagliare e fare più cose concrete possibili, cosa che stiamo cercando di fare comunque, solo che sempre per peccato in qualche situazione poi ci va qualcosa storto. Beppe, vengo da te per analizzare queste parole di Welbeck. Battagliare sì, è quello che stiamo provando a fare, però sempre ci va qualcosa storto, sembra che ci sia un po' anche del fatalismo, no? In queste parole, almeno per come è andata la stagione adesso. Sì, però ho notato una cosa, al di là delle parole che ha detto, la postura del corpo di una persona positiva che ha voglia di mettersi in discussione e crede, ci crede. Ho notato questo al di là dell'intervista dell'allenatore di prima.
E questa è una cosa certamente importante, anche l'espressione appunto del volto, ma anche quello che abbiamo visto in campo. Di uno con la voglia di mettersi, l'abbiamo perso oggi, dai, che arrivi la prossima partita alla svelta che dimostriamo qualcosa di diverso. Domenica con la Juve Stabia, al contrario a tutte le altre partite, verrà a giocare una partita aperta e quindi decade un po' tutto quel discorso che quando si dice giochiamo in casa gli avversari si chiudono là dietro. Prima in classifica, viene a giocare a viso aperto, anche noi potremo dimostrare le nostre qualità. Parte tutto dalla testa comunque, perché la squadra è forte, l'organico è forte, non c'è nulla da dire in questo momento nei giocatori acquistati dalla società. È chiaro che comprarne 20-22 da luglio a oggi, 18, quello che è molto complicato metterli insieme per un allenatore. Seduti su una poltrona è molto più semplice gestire e giudicare. Però la squadra è forte, deve svoltare mentalmente e non so e non conosco i giocatori se nello spogliatoio ci sono 2 o 3 persone di carattere e di personalità che possono trasmettere questa cosa. Beppe, io ti ringrazio perché avevo preso un impegno con te di liberarti a quest'ora pressappoco. Io ti ringrazio sempre per la tua partecipazione, anche per le tue parole che sono secondo me molto importanti, soprattutto in questo periodo del Catania. Ti saluto e ti ringrazio, e poi se vi volete salutare con Giovanni so che vi volete bene ovviamente. Ci sentiamo presto. È sempre un onore e un piacere sentirvi. Piacere mio, ci sentiamo presto. Ciao Beppe, grazie. Grazie a tutti e forza Catania. Grazie ancora Beppe Baronchelli. Andiamo invece adesso a dare uno sguardo proprio alle statistiche, a confronto della partita con la Juve Stabia. Dicevamo, abbiamo introdotto poco fa con Gianluca il discorso dell'XG, no? Expected goal, lo diciamo, sono i gol attesi praticamente. E guardate la differenza in questi dati, no? 35.35 per il Catania, i gol sono stati 10 in meno rispetto a quelli attesi. Guardate la Juve Stabia, 34-84, sono stati 3 in più. Gianluca. Sì, se per il Catania parliamo di sfortuna, allora la Juve Stabia è la squadra più fortunata del mondo. Cioè, il discorso è 35, tu avresti dovuto fare 35 gol, ne hai fatti 25, è un problema di qualità. È un problema di palle mancate quando vengono messe dietro e il nostro attaccante non cicca la palla. Queste sono azioni da finalizzare, quindi è una questione di qualità, di attenzione, di dinamiche di calcio, di postura dell'attaccante, c'è un po' di tutto. E la differenza poi la fanno quei numeri, infatti la Juve Stabia è prima, incontrastata, e quelli sono i valori. Stesso discorso per i gol attesi, per i gol concessi, l'XG. Sì. Il Catania avrebbe dovuto subire 24 gol, ne ha subiti 21. Siamo lì, la differenza è altri 24 li doveva subire la Juve Stabia, ne ha subiti 12. Anche là parliamo di qualità. Quindi non è che quando giocano contro la Juve Stabia sono sfortunati gli avversari, ci vuole qualità per impedire queste situazioni. Ci sono altre, se possiamo rivedere la grafica delle statistiche, ci sono per esempio altre statistiche importanti. Attenzione, poi in analisi saremo più precisi sui gol di testa della Juve Stabia. Ne ha fatti 10, credo che il record sia 11 in tutti e 3 i gironi di Serie C, buon dato anche per i gol da fuori area. È altrettanto pazzesco il dato di gol su palle inattive, sono 10 e quindi sono dati importantissimi. E anche le palle intercettate. Le palle intercettate, un dato allarmante è quello del Catania, quindi non riesce a fare da filtro, perché quando sei 56esima su 60 squadre, insomma è chiaro che quando parliamo di palle intercettate rientra un po' tutto l'aspetto tattico, quindi la palla filtrante, il passaggio in appoggio, il passagglo di scarico, non la vedi mai perché sei 56esimo su 60. Quindi è un dato allarmante. Sono dati che si riflettono un po' in quello che si è visto a Latina, Lino e Giovanni. Cioè, questi dati che Gianluca ci fa vedere puntualmente ogni settimana, poi insomma li vediamo anche in campo, perché è una squadra che magari fatica appunto a recuperare palloni, se no quelle poche volte che va in pressione. Faccio un esempio. Tanto i miei complimenti per questa analisi e statistiche, Gianluca, veramente eccezionale, anche perché oggi come oggi il calcio è anche questo, si vive, si controlla il tutto. Certamente è allarmante, specialmente quando andiamo a vedere le palle intercettate che sono così, poco. Rispetto a noi Juve Stabia che vediamo dalla statistica molto superiore.
Ma questo dovuto a che cosa? C'è sempre, diciamo, il problema della scelta dei giocatori che non riescono a fare il gioco di Lucarelli, ma il giocatore ha scelto Lucarelli perché solamente 4 gol fatti di testa quando gli attaccanti dovrebbero essere molto forti di testa, le palle inattive. I colleghi di Corner hanno fatto vedere che il gol di Costantino poteva essere regolare esattamente, e ci poteva stare il gol di testa proprio di un noi giocatore. parliamo, diciamo, in linea generale. Certo. Diciamo, i giocatori che vengono scelti per andare in campo devono dare le soddisfazioni al tecnico che l'ha scelto, per cercare di non avere una statistica così negativa come la leggiamo in questo momento. Giovanni, tu che le hai viste anche tu, insomma, tutte queste difficoltà che ha fatto vedere Gianluca tramite i numeri, guardando la partita? Senza nulla togliere a chi ha giocato la prima parte del campionato, io non mi aspetto un intercetto da parte di Latinetti quando ha giocato lui. Semmai adesso, probabilmente, visto che aveva, e credo che abbia ancora queste caratteristiche, magari l'inserimento nell'ambito di un centrocampo un po' più dinamico, si spera, di Welbeck, riesca a, come dire, a fare rimontare qualche posizione al Catania rispetto a questo 56esimo posto, perché dico, lasciamo stare la chiusura in diagonale, con la diagonale, con i tempi giusti che ha fatto per evitare il secondo gol, il 2-0, però è un giocatore che, quando l'ho visto giocare negli anni scorsi, a livello, forse correggimi Gianluca se sbaglio, probabilmente riusciva a recuperare qualche pallone in più rispetto ai giocatori che ha adesso in organico il Catania, quindi è un inserimento. Probabilmente Lucarelli, a meno che non faccia le rotazioni, è un giocatore che toglierà difficilmente. No, ovviamente non dovrebbe toglierlo mai. Cioè, il discorso è, vedi, hai parlato poco fa della diagonale difensiva che ha fatto Welbeck. Quello è un altro punto fondamentale, poi in analisi lo faremo vedere. Il Catania fa sempre lo stesso errore, cioè l'1 contro 1 sull'esterno, il giocatore che va a contrastare l'avversario che crossa si ferma, sempre. E questa azione di Welbeck è nata proprio da questo, cioè abbiamo un difensore Catania che insegue il portatore di palla, quando quello sta per crossare posso capire che non ci arrivi, ma devi sporcare la traiettoria, cioè nel calcio questo si fa, se ci arrivo la prendo, se non la prendo ti faccio fallo, ma se non ci arrivo io comunque devo provare a sporcare la traiettoria, questo nel Catania non succede mai. E lo vedremo fra pochissimo. Prima però vado da Naomi per sentire ancora opinioni da casa sul Catania. Quella per la quale sia necessario un mental coach, diciamo che è una considerazione diffusa, scrivono per i giocatori ci vuole uno psicologo per sbloccare la testa. Ancora, andrò allo stadio con rassegnazione e se per caso dovessimo riuscire a pareggiare sarei soddisfatto come una vittoria. La riduciamo a così, evitiamo di fischiarli altrimenti si demoralizzano. Mi ricordo di un ritiro della squadra quando militavo in Serie A nel comune di Cammarata, dove non prendevano nemmeno i cellulari. Nei momenti difficili i tifosi devono stare vicino alla squadra. Saluti, Orazio da Riposto. Finocchiaro, se come dice lei a gennaio non si trova nulla sul mercato, mi spieghi perché hanno tardato Rocca Zanellato, cioè ceduto Rocca Zanella. Salve, ora glielo facciamo dire. Dopo rispondiamo a questa domanda. Salve, ma con la testa all'acquisto di un'altra squadra e darle in affidamento a Grella, cosa vuoi che importi del Catania? Ma, scrive Salvo, 2 sconfitte, figlie di 2 gol fotocopia. Lucarelli sembra stare in un altro pianeta e non aggiungo altro. Poi c'è pure una poesia per la società, scrivono: per la società, il cavaliere Grella scende dalla sella e come una gazzella a tutti spiegherà se a maggio in B si salterà o dal balcone i tifosi ci si butterà. Speriamo di no. I catanesi sono sempre bravi a fare queste cose. Giovanni, rispondi alla domanda sì. Allora, su Rocca probabilmente Zanellato non rientrava più nei piani tattici del gioco che probabilmente aveva in mente di fare Lucarelli quando ha cominciato il mercato. Su Zanellato dovrei dire una grande verità, ma preferirei tacere. Se il tifoso mi chiama in privato gliela spiego tanto, e neanche nei particolari. Gliela spieghiamo nei particolari. Andiamo a vedere gli ultimi risultati della Juve Stabia per capire anche, è vero che è prima in classifica, insomma, per capire com'è andata la squadra di Pagliuca, che sarà squalificato alla seconda giornata di squalifica, allenatore della Juve Stabia, dunque non siederà in panchina al Massimino, è reduce da questi risultati, l'ultimo 1-0 interno con il Brindisi, niente di che, però insomma è una squadra che lo vediamo, ha fatto 15 vittorie, 10 pareggi e una sola sconfitta, non perde da ottobre. Segna poco. E soprattutto appunto segna poco, 3-1 a Potenza, 4-0 con il Cerignola e 3-1 a Monopoli. Il mister della Juve Stabia, dicevamo, non ci sarà in
questa partita. Pagliuca è un allenatore toscano che però si è integrato al meglio a Castellammare di Stabia. Possiamo vedere anche la grafica che riguarda appunto l'allenatore della formazione campana. Questi sono i risultati che abbiamo già visto ed eccolo qua, Guido Pagliuca, l'abbiamo detto un po' toscano di Castellammare, perché insomma anche un po' uno di sangue, va. Insomma, anche a Monopoli la squalifica è arrivata proprio per questo, il gol del Monopoli se l'è un po' presa e sono arrivate 2 giornate di squalifica, una l'ha scontata col Brindisi, una la sconterà a Catania. Sentiamo invece adesso Mosti, uno dei giocatori della Juve Stabia, cosa ha detto subito dopo la partita col Brindisi della partita invece che attende i campani proprio al Massimino. Ma sì, sicuramente dobbiamo recuperare il più in fretta possibile, perché domenica sera sicuramente ci aspetta una partita tosta, come diceva il collega, in un ambiente sicuramente difficile, una squadra attrezzata, quindi farsi trovare pronti sia dal punto di vista mentale e soprattutto da quello fisico sarà molto molto importante. Queste le parole di Mosti, giocatore della Juve Stabia in vista della partita di Catania. Andiamo a vedere invece quello che è il giocatore che noi abbiamo definito, lo chiamiamo qui il faro, no? A preview, il giocatore più importante della squadra, o almeno quello che detti i tempi. In questo caso l'abbiamo individuato in Giuseppe Leone, giocatore di grande categoria, osservatissimo in questa fase anche da tanti che si occupano di mercato. Il suo idolo era Pjanic, insomma sta certamente facendo un grandissimo campionato Leone. Andiamo adesso con Gianluca invece a vedere un po' quello che abbiamo un po' detto durante questa trasmissione, ma lo svegliamo anche attraverso le immagini, partendo dalla fase di possesso del Catania. Fra poco torneremo alla Juve Stabia, ma l'analisi tattica la concentriamo sul Catania, anche perché fra poco dobbiamo lasciare anche Giovanni che deve tornare al giornale, per cui volevo commentare anche insieme a lui la situazione del Catania. Gianluca. Ci siamo. Allora, iniziamo con la fase di possesso, che fra l'altro è una bella azione del Catania, perché è molto semplice ma efficace. Hanno liberato la fase esterna del campo, la parte esterna del campo, per fare poi uno scarico. Mi avvicino al compagno per ricevere, per dargli una soluzione, per poi servire il compagno più centrale rispetto al lato palla. Quindi è una soluzione che va a buon fine, perché c'è una situazione di smarcamento degli uomini in fase di possesso, non è molto veloce però comunque è efficace. Poi la palla riescono a servire comunque Chiricò, che è la sua mattonella ideale, non fa gol, questo non vuol dire, però comunque si è riusciti a liberarlo, quindi liberiamo lo spazio per attaccarlo dopo. Andiamo con la seconda e poi vado dagli ospiti per capire cosa ne pensano. Vi ricordate che si parlava tanto con Tabiani, verticalizzare, questa squadra non sa verticalizzare, qualche volta con Lucarelli si è visto, ad esempio nella prossima clip che ci fai vedere, Gianluca. Sì, è una verticalizzazione semplice, molto lunga, però cosa è successo? Hanno approfittato della dislocazione difensiva del reparto della Casertana, quindi giocatore esterno di gamba, ha lavorato bene, palla di prima, filtrante nello spazio e lo presenti a tu per tu col portiere. Quindi... Questo è Contec che serve Cicerelli, la partita con la Casertana, verticalizzazione poi, che va anche questo. Sì, poi la Lega Pro è questo, non serve chissà quale operazione di palleggio per smarcare, basta mettere la palla con i giri giusti e presenti i giocatori davanti alla porta, quindi è quella. Giovanni, appunto, queste occasioni, se non vado errato, mi correggi sempre tu che sei il maestro, si sono verificate quando il Catania è andato in inferiorità numerica, sì. Quindi non vuol dire che in 10 contro 11 devi per forza difendere. Questa situazione di verticalizzazione, forse ce ne sono state altre due, sì. Un altro paio, sono verificate quando probabilmente con la forza della disperazione, che giochi in casa e c'hai sempre l'uomo in meno, ti ricordi col Monopoli che era successo, allora magari lì si sono visti sprazzi di gioco un po' più, non so se lucidi o dettati dalla spinta nervosa. Dici bene Giovanni, perché l'avevamo fatto vedere nel pre-match, la Casertana andava attaccata così, doveva avere il coraggio tattico di farla salire un attimino per poi imbucarla con questi lanci, con queste verticalizzazioni lunghe, e avresti mandato i giocatori in porta, perché l'hanno fatto nelle altre 5 partite precedenti gli avversari della Casertana. Poi magari non vinci, non fai gol, ma il concetto è quello, quindi voglio dire. E poi fra l'altro questa tua tesi è rafforzata dalle dichiarazioni molto ma molto sincere di Cangelosi
uno degli allievi di Zeman insieme con Giacomino Modica, che alla fine della partita ha detto: anche se sono rimasto, anche se potevo attaccare con l'uomo in più, ho preferito intanto difendermi perché aveva una marea di assenti, giocavo al Massimino, con la forza della disperazione e la rabbia del Catania ho preferito intanto non prenderla e poi cercare di ripartire. Quindi non tutti gli allenatori riescono ad ammettere che meglio mi difendo prima e poi si vede. È stato onesto perché l'avrebbe persa la per di più partita. è stato onesto anche Lucarelli ad ammettere che Cangelosi l'aveva sorpreso, no? Nella partita con la Casertana. Pressione, dicevamo, prossima clip, quando il Catania riesce a pressare recupera il pallone. Sempre così, io purtroppo poi mi arrabbio, però va bene così. Sì, siamo un uomo in meno, è stato evidenziato, qua chiudiamo tutti gli spazi, non c'è possibilità per loro di uscire, riconquistiamo una seconda palla chiaramente con il giocatore più propenso a fare questo tipo di giocata, poi c'è un lavoro di reparto fra i due attaccanti, uno viene incontro, l'altro fa il movimento a mezzaluna e va dentro. È questo che deve fare il Catania, cioè non deve fare altro, deve verticalizzare e pressare quando ha la forza per poterlo fare, quindi dislocazione giusta degli uomini in campo e quando è il momento si va a prendere palla in maniera forte e decisa. Va bene, va male, ci abbiamo provato, ma è questo quello che deve essere semplice. Questa è una componente, Lino, vengo da te, che insomma c'è quando c'è anche l'atteggiamento mentale giusto. Sia mentale che di anche solito. atletico, perché Esatto. Luca dice giustamente pressare, ripartire, però non solamente deve essere una questione mentale, ma principalmente anche le gambe Anche devono fisica, comandare ovviamente. e poi la mente funziona, perché se non si abbinano tutte e due le cose C'è motore e non riesce niente carburatore, completamente, è certo. chiaro, no? Non può uscire altro. Movimento degli attaccanti che va premiato. Ci riesce il Catania, ce lo dici nella prossima clip? I numeri dicono di no, però, insomma. Sì, di solito qua c'è una palla sporca comunque riconquistata dal Catania, non credo sia nemmeno una seconda palla, quindi un vantaggio dato dagli avversari. Ecco, questa è la soluzione, là la palla la devi mettere dietro Sì. per l'attaccante che viene incontro, perché è un movimento che l'attaccante ti fa, perché conosce il mestiere e tu da esterno comunque devi mettere Lo palla devi dietro. premiare. Ovviamente sì, metti la palla dietro, è là probabile che facciamo gol, andiamo in vantaggio e cambia la partita, però non ti capitano spesso quando riesci ad andare via perché vinci una seconda palla o un contrasto sporco, ti regalano una palla del genere, vai sull'esterno e l'attaccante ti fa il movimento giusto, devi dargli palla, bisogna fare gol là. Anche perché il movimento questa volta è stato quello giusto, un po' ricorda quello che è successo dall'altra parte con Marsura, e poi però lì Costantino non è stato bravo a concretizzare in quell'occasione. Fasi di non possesso invece, dicevamo la pressione. Sì. In fasi di non possesso il problema certe volte invece è essere poco reattivi. Poco reattivi, io poi sento spesso parlare di condizione fisica, però a volte sporcando la traiettoria dei passaggi li porti in quella zona di campo dove poi li vai ad attaccare, quindi non giochi contro il Real Madrid e te la girano veloce, sono al tuo stesso livello, devi farlo. Qua in questa situazione potrebbe essere una situazione di allenamento, c'è un 4 contro 5 del Catania, però come vedi è un palleggio lento, non si inventano nulla ma riescono comunque a smarcarsi, perché? Perché l'uomo del Catania una volta superato dalla palla non va dietro con la stessa forza, la stessa cattiveria all'avversario, quindi questo gli permette di arrivare in una zona di pericolo, a calciare in porta, molte volte dentro l'area di rigore, quindi là se non hai questo atteggiamento, vedi, in questa situazione li hai portati sull'esterno, devi andare a pressare forte, se non riesci a prenderlo lo metti giù, cioè il calcio è questo, poi è finito. Invece poi arriva il tiro, arriva alla conclusione, per di più erano anche, mi pare, se ho letto bene, in superiorità numerica, sì, tra parentesi, Catania sì, 5 contro 4. difensori del Catania. Difendenti del Catania, poi usiamo le parole che usano quelli tecnici, no? Certamente le analisi di Gianluca sono perfette, però per farle riuscire, diciamo, tutto questo ci vuole una gran preparazione, diciamo, anche i giocatori adatti per poter fare questo tipo di gioco. L'analisi è giusta, io ti prenderei subito come analisi, però sembra che facciamo una trasmissione per sponsorizzare. No, sono delle veramente proprio analisi giuste fatte, però io parto dal presupposto che bisogna anche avere i giocatori per poter fare tutto quello che noi stiamo dicendo. Prima ci diceva proprio Gianluca, e chiudiamo questa parte dedicata al Catania, anche la seconda parte della trasmissione,
sporcare la traiettoria di passaggio oppure accorciare un pochettino per andare a pressare meglio sugli attaccanti avversari. Succede in alcune occasioni e ce le fai vedere nelle prossime 2 clip per andare a chiudere. Succede spesso, eccolo là, vedi? Cosa fa il calciatore? Riceve palla, abbassa la testa, oscilla la gamba, sta per crossare e là non ti puoi fermare. Là devi sporcare la traiettoria, comunque dovresti arrivarci perché devi accorciare sulla palla. Vedi cosa fa? Abbassa la testa, pronto per oscillare la gamba perché dopo la mette, ha già deciso. Quindi devi andare ad accorciare, devi sporcare questa traiettoria perché là sono zone pericolose e tu così ci perdi le partite. Quindi, i difensori guardano il pallone? I difensori attirati alla palla? È solo completamente, parte da solo. È solo. Perché là poi c'è un altro problema. E poi c'è guardano l'uscita la di palla. Albertoni. Una difensiva che non viene abbastanza attenzionata. Il problema è quella palla là non la può mettere così, ma deve essere veramente bravo per eludere il difensore nell'1 contro 1 e mettere una palla del genere. Tu da avversario hai qualità impressionanti, ok. Drizzo le spalle, alla prossima cerco di prendere contromisure. Troppo facile, l'abbiamo messa solo 2 volte, noi questa è un'altra azione perché le altre le abbiamo tolte perché sono tutte copie e incolla, tutte uguali. Tutte fotocopie. Qua ci si è messo anche, andiamo a vedere proprio la prossima. Perfetto, Guardate poca pressione a centrocampo, ci può stare perché arriva in ritardo, guarda qua. Guarda l'atteggiamento del difensore del Catania. Cioè, capito? E allora là, giocatore libero alle spalle. Arriva e poi arriva Welbeck a salvare. Quella è un'azione fenomenale di Welbeck. Sono 50 metri di corsa, ha letto prima. Guardate qua che parte, guardate già che sta arrivando Welbeck. Sì, ma sta guardando là, visto l'atteggiamento, sa che quella palla passa, capito? E quello è il problema. Quindi l'ha capito, lo sa prima, lo sanno anche loro che c'è questo problema. Quindi è una cosa che bisogna andarci a lavorare, ci vuole un po' di cattiveria. Cioè là l'avversario è dentro l'area di rigore. Dunque, ci vuole cattiveria? Anche più di cattiveria, però considerato che domenica c'è la capolista, magari sai, a volte ci si sveglia in tempo, no? Certo. E probabilmente si riesce anche a disputare una partita oltre le aspettative, quello che mi auguro, anche perché domani stiamo pubblicando questo dato, a parte i 14.000 abbonati abbiamo notizie di almeno oltre 1.000 biglietti ceduti in prevendita al dettaglio, che vuol dire che se tu compri il biglietto della partita contro i Rimini e ne hai già comprati 6.000 al di là della prelazione per gli abbonati e hai riempito tutto lo stadio, chiaro che una settimana prima chi è che vuole comprare il biglietto e vedere una partita, potendo scegliere, sceglie il Rimini perché è la partita da dentro o fuori. Il fatto che ci siano ancora la prevendita continuerà per altri 2 giorni, ma che si riempirà il Massimino con 15, 16, 17.000 presenze, questa è la previsione da qui a domenica, ragazzi, è un dato straordinario, perché c'è una squadra che ha perso 11 partite e lo stadio continua a riempirsi di gente che non va a contestare per partito preso, ma che cerca di incoraggiare. Questo è un vantaggio che io spero che riescano a sfruttare soprattutto anche contro la capolista, per dare un senso al campionato, tentare di dare una svolta. E per prepararsi un po' anche psicologicamente alla partita con il Rimini, che è appunto lo spartiacque che fra parentesi ricordo Telecolor seguirà con la diretta con il nostro Angelo Patanè dallo stadio, per cui insomma ci sarà tutto il consueto appuntamento con diretta stadio di Telecolor. Giovanni, io ti lascio al tuo lavoro, perché hai detto che cosa ci sarà domani sul giornale, non ci svelare tutto, compratevi il giornale domani e mi raccomando che è importante leggere e leggere cose scritte con senso come avviene sul nostro quotidiano La Sicilia. Grazie Giovanni Finocchiaro. Vado via piano però. Vai via pianissimo, piano, tanto adesso facciamo la pausa, per cui allora, hai tutto il tempo, ci vediamo fra poco. Di nuovo in onda con preview, i temi sulla partita del Catania contro la Juve Stabia e non solo, il mercato, tutto quello che è successo in casa Catania in questa settimana finora, ma adesso ci occupiamo del Messina, di un Messina che sta volando, che ha superato anche i rossazzurri, che adesso è davanti in classifica, Ciccio Triolo, e che sogna magari di arrivare ai playoff. Modica non lo dice, ma tu lo puoi dire.
Ciao. Ma Marco, intanto buonasera a tutti. Sono i numeri a dare la nuova prospettiva, il nuovo obiettivo del Messina, perché se andiamo a guardare la classifica, i punti di vantaggio sulla zona playout sono diventati tantissimi e invece quelli della zona playoff è uno. Considera che dall'8° posto sono 2 le lunghezze di distacco, quindi al di là di tutto quello che si può dire, che può dire Monica, in questo momento sta facendo il pompiere, però è chiaro che l'asticella si è alzata, l'obiettivo necessariamente deve cambiare in questo momento. Considerato pure come sta giocando il Messina, è un altro aspetto, ti sottolineo. Il Messina non deve guardare più solo al quintultimo posto, ma può guardare anche al quartultimo, perché poi sai bene che c'è la regola dei punti di distacco Certamente. dalla penalità che rischia di far saltare anche il play-out, quindi c'è anche questo aspetto, cioè adesso al di là delle classiche parole da pompiere, però è il momento di dire che il Messina in questo momento sta bene, è una delle squadre più in forma di questo campionato, ha battuto l'Avellino a domicilio, ha giocato partite importanti anche contro formazioni di alta classifica, adesso può ambire ad entrare nei playoff. E sarebbe un successone, considerato anche quello che è stato l'avvio del campionato. Merito di Modica, merito del gruppo che alla fine si è unito, si è compattato dopo quel novembre disastroso che ha visto il Messina perdere quasi tutte le partite e che è riparso solo all'inizio di dicembre, ricorderai, con la trasferta di Monterosso, Certo. e poi con la vittoria con Catania. Però da lì è partita la rimonta del Messina. Adesso c'è la trasferta di Giuliano contro un'altra squadra che sta andando bene, al di là dell'ultima sconfitta, che precede il Messina di una lunghezza, se non vado errato, e quindi in questo momento il Messina può veramente giocarsi un posto ai playoff. Poi il giro, diciamo, il playoff. Ciccio, allora io andrei a sentire Modica, cosa ha detto, tu hai un po' anticipato che ha fatto il pompiere, andiamo ad ascoltarlo e poi ci dai la probabile della partita con il Giuliano. Questa è la partita più bella, perché era uno spartiacque non indifferente che abbiamo potuto fare, non in termini squisitamente tecnici, ma perché avevo bisogno di uomini, di capire che cosa era il campionato nostro e soprattutto la possibilità di portarci ancora allungando quella che è la zona bassa, perché noi dobbiamo solo guardare in questo momento la zona bassa. I sogni li facciamo vivere alla città, li facciamo vivere al presidente. I sogni li vive la città, li vive il presidente, ma intanto è sicuro appunto che insomma, Messina in questo periodo si sta certamente bene. Quale formazione, Ciccio, ci possiamo aspettare per la partita contro il Giuliano? La terza contro formazioni campane, fino ad ora è andata benissimo nelle altre due. Benissimo, ma andiamo per intanto dire cosa è successo. Oggi il Consiglio, oggi è stato rigettato il ricorso del Messina per la squalifica di Salvo, che quindi dovrà scontare anche la terza giornata, lo farà contro il Giuliano e non sarà disponibile. È squalificato anche Ragusa, quindi sostanzialmente la formazione è la stessa che ha iniziato la partita contro il Sorrento, con l'unica novità: al posto di Ragusa dovrebbe giocare Rosafio, che ha recuperato. Pacciardi sta meglio, solo che in questo momento Bravano sta dando delle garanzie, ha giocato delle buone partite da quando è arrivato e quindi è probabile, anzi è quasi scontato, che debba essere lui a giocare al fianco di Manetta in difesa. Per il resto la stessa formazione che ha giocato contro il Sorrento. C'è da vedere anche come la squadra affronterà la terza gara in una settimana a livello fisico, però Messina, visto in questo ultimo periodo, atleticamente ha dimostrato di stare bene. E a proposito di quello che Ciccio, diceva un attimo, Monica, scusami, ti interrompo per chiedere alla regia se possiamo vederla, la probabile del Messina, mentre tu completi il tuo discorso. dico, al di là di quello che diceva Monica, i punti in classifica sono 35. Se facciamo
un calcolo sui 42 che devono essere i punti che garantiscono la salvezza senza passare dai playout. A Messina mancano 7 punti, quindi sono sicuramente fattibili da qui alla fine del campionato. Grazie Francesco, io ti saluto, ci vediamo ovviamente venerdì prossimo per alcune altre considerazioni sul Messina di questo momento così particolare. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Ciao, buona serata anche a te. Torniamo invece a parlare, io anzi prima vado da Naomi. Naomi, c'è qualche altra considerazione sul Messina, anche sul Catania? No, ci sono, però non le leggiamo. Ti ho sorpreso. Altre. Va bene. Infatti volevo capire se c'era qualcosa. Scrivono: buonasera, purtroppo abbiamo in campo 11 musicisti scordati e nessun maestro, scrive Giuseppe 48. Domenica, questo è uno spoiler, tipo cosa accadrà nella prossima puntata. Domenica la squadra sarà contestata dalla tifoseria catanese, anche se vince, non si scappa, domenica. La dirigenza, scrivono, ha sbagliato la località del ritiro della squadra. Era opportuno dare un segnale forte alla squadra, portandola ad Enna o a Caltanissetta fino a dopo la partita di Coppa Italia. Il persistere di questo stato, via Lucarelli. Non ci va bene niente, però fatevelo dire, ragazzi miei. Poveri giocatori non hanno colpe, invece manca gioco, idee e identità di squadra. Queste qualità le deve dare il tecnico. Ancora, il problema del Catania è Lucarelli, non è allenatore del Catania, non si può giocare con lanci lunghi, gli attaccanti non pigliano mai la palla, grazie per l'attenzione, forza Catania. Poi c'è questo messaggio: buonasera, vi chiedo scusa, ma perché continuate a dar voce a messaggi polemici e non costruttivi? Aldo da Cicastello. Io mi sono documentata, ho detto vediamo, avrà mandato qualche messaggio costruttivo, manco lui l'ha mandato, perciò se non lo mandi nemmeno tu, dove li prendo questi messaggi? Dammeli, li leggo. E comunque per il momento è tutto. Polemica anche io oggi. Ricordiamo senza voler fare i difensori d'ufficio che Lucarelli era considerato da tutti all'epoca del cambio come da molti, insomma, dalla piazza come l'allenatore giusto per riportare il Catania in alto. Insomma, ricordo che insomma, tanti tifosi anche sui social dicevano Lucarelli è la persona giusta, per cui è chiaro che in questo momento le opinioni magari sono cambiate. Juve Stabia, andiamo a vedere un po' la situazione della Juve Stabia legata soprattutto ad alcune particolarità in fase di possesso, Gianluca. Triangoli in movimento che portano poi, tu dicevi il calcio è un gioco facile soprattutto in Serie C, no, qui c'è una dimostrazione. Sì, loro hanno tanta qualità, tante idee e poi a questo punto del campionato diviene tutto facile. Questi sono triangoli mobili che servono a liberare, a smarcare un uomo in fase di possesso e loro lo fanno benissimo, quindi creano superiorità, giocano col terzo uomo per poi arrivare molte volte sull'esterno perché riescono a liberare gli attaccanti molto prolifici al centro dell'area di rigore avversaria. Stessa situazione in un'altra partita pressappoco? Sì, perfetto, spazio libero, lo vado ad attaccare dopo, palla dentro, non a caso le statistiche sui gol di testa sono talmente alte perché è una situazione tattica che loro fanno veramente bene, quindi abbiamo visto che liberano lo spazio, come abbiamo fatto poco fa per il Catania, liberano lo spazio per attaccarlo dopo, quindi gli viene più semplice, prende un paio di metri di stacco dall'avversario, poi si gira, mette palla dentro e là gli attaccanti non perdonano. Quindi lo dicevamo prima, no? Dicevo anche lui, alla fine basta fare delle cose fatte bene, con giudizio, con i tempi giusti e poi alla fine si arriva con l'attaccante lì a mettere la palla dentro. Certo, una base di gioco, una programmazione di gioco, cercare gli uomini giusti e trovarli al punto giusto, il giocatore che riparte, il giocatore che cerca di dare la palla e proseguire l'azione, e allora sì che viene facile, perché il calcio è facile da giocare, non bisogna andare a cercare chissà che cosa, specialmente in Serie C non abbiamo le squadre con grossi campioni in cui possono fare solamente loro la differenza, diciamo, gli 11 fanno la differenza se gioca un collettivo tutto insieme e rispecchiano, diciamo, anche le idee dell'allenatore. Andremo a vedere adesso la clip numero 4, Gianluca, perché andiamo a vedere, sappiamo che la Juve Stabia ha anche nel portiere un suo punto di forza altissimo e anche fa questi lanci. Sì, va considerato come uno schema a palla inattiva. Il Catania dovrà stare attento a questo attacco diretto del loro portiere perché ha un rinvio palla a terra veramente importante, poi loro come vedi attaccano la profondità con 2 attaccanti, quindi sponda e l'altro va dentro, a volte lo fanno con 3 perché infatti giocano di solito una sottopunta con i 3 attaccanti, quindi bisogna stare molto attenti a questa situazione, anche là palla a terra io
fossi stato l'allenatore gradirei comunque un attaccante in pressione per andare a sporcare un po' questa facilità di calcio che ha il portiere. Che ha il portiere, però, che fra parentesi è anche molto bravo anche in porta, è il portiere migliore sicuramente del girone del Catania. Ultima clip che vediamo invece, fase di non possesso, attacco sull'esterno, questa può essere una chiave magari per il Catania? Lo è? Lo è perché siamo nel dubbio. concede poco la Juve Stabia, ma questa situazione qua è facile trovarla. Avevamo altre clip da fare vedere uguale a questa, abbiamo preferito mettere questa perché è una situazione, ecco, vedi qua c'è un'altra. Anche questa. Giocatori concentrati in zona palla, perché vogliono giocare palla al piede e partecipano in tanti all'azione in fase di possesso, poi dopo rimangono negli spazi vuoti e coprire lo spazio opposto al lato palla è sempre difficile. Quindi quando perdono palla in fase di non possesso, se si va dentro in maniera veloce, rapida e cattiva, si riesce a fargli male. Deve avere però i giocatori con quelle caratteristiche lì. Certo. Ritorniamo al punto di partenza, no, Lino? Sì. Quindi deve avere quei giocatori che riescono ad inserirsi, che siano centrocampisti, che siano esterni. Che domenica il Catania giocherà in 12, anche perché anche con il pubblico. Juve Stabia è una partita molto importante. Secondo me domenica il Catania farà, dopo questa presa di posizione dalla dirigenza, che i giocatori dovrebbero capire che hanno una società importante dietro di loro e loro devono essere importanti quanto la società. Catania, il pubblico di Catania è proprio lo diceva prima una Giovanni, delle migliori no? piazze Sui dati d'Italia, no? Quindi domenica penso che il Catania sarà sostenuto in gran massa dai tifosi, in cui potrà dare veramente una forza in più a questi giocatori. Ci fermiamo, ultima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo con le probabili al Massimino, a fra poco. Ultima parte della nostra trasmissione di preview, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo al Massimino. Difficile, l'altra volta avevamo beccato Sturaro, avevamo detto che giocava Sturaro, giocato, poi Marsura, solo fortuna e Marsura prima della partita, però questa volta è un po' più complicata perché la squadra onestamente è in situazioni un po' difficili con gli infortuni e cose varie e è reduce dalla partita di mercoledì, per cui l'allenamento veramente che dirà qual è la formazione è quello di domani ed è fondamentale capire che non molto si è provato in questi giorni. La situazione qual è? Potrebbe esserci Furlan, non ci sarà Rapisarda, c'è un'alternativa che può essere Ndoi a centrocampo rispetto a quello che vedete e dunque con un centrocampo che potrebbe anche diventare a 3 volendo. Di Carmine non sta benissimo, Cianci ancora non sta benissimo, Celli non sta benissimo, insomma c'è una situazione un po' particolare da monitorare durante la seduta di domani, che sarà importante per la partita con la Juve Stabia. Andiamo a vedere invece quella che è la probabile della Juve Stabia, che è più facile sotto un certo punto di vista perché è sempre quella pressoché. C'è il dubbio Candellone, perché Candellone si è infortunato 2 partite fa, è uscito, non ha giocato due gare prima e ha giocato solo 30 minuti l'ultima con il Brindisi. Potrebbe giocare Piovanello, ma potrebbe anche giocare Candellone dall'inizio. Per il resto è quella con Buglio, Leone e Romeo al centro, i 4 di difesa che sono sempre i soliti e Thiam in porta. Gli arbitri della partita del Massimino, anzi la terna arbitrale che sarà composta dall'arbitro che è Marco Emanuele di Pisa e poi c'è un altro Marco Cerilli di Latina e Fabio Catani di Fermo che saranno gli assistenti. Concludiamo, Carolino. Intanto vengo da te perché so che insomma abbiamo parlato un po' di tutto in questa puntata, abbiamo parlato un po' meno della società, abbiamo solo fatto qualche accenno, il discorso della comunicazione, l'accordo più o meno con Lucarelli sul ritiro. È una società che anche lei chiaramente, soprattutto nella dirigenza più che la società, nella dirigenza deve trovare la quadra, è una quadra che in questa stagione non si è trovata assolutamente. Ma intanto la proprietà ha dimostrato che è molto forte economicamente. E questa è la proprietà. La proprietà, certo. Diciamo, è una proprietà che sta investendo, è una proprietà che sta cercando di dare il massimo alla città di Catania per far sì una squadra come giusto compete a nome Catania.
Certamente devo dire che la dirigenza è composta da ottimi manager, giusto, perché non si possono discutere persone a livello manageriale di Grella, di Carra, di questi uomini. Però una cosa manageriale è diversa, diciamo, poi andare a livello tecnico. Quindi non possiamo impostare il Catania sotto un punto di vista ovviamente manageriale, un mio punto di vista e basta. Stai dicendo ci vuole il direttore sportivo? Ci vorrebbe anche un quadro tecnico di spessore che sia tanto importante quanto la proprietà. Non si può affidare, diciamo, con tutto il rispetto per Lucarelli che fa l'allenatore e ci ha tante gatte da pelare in questo momento, anche a pensare a fare il direttore sportivo. Quindi penso che il Catania dovrà, la proprietà dovrà organizzarsi per far sì che anche il settore tecnico, e non solamente parlo a livello calcistico proprio in vero senso della parola, ma anche affidarsi a un direttore sportivo tanto importante quanto la proprietà. Chissà se un direttore sportivo comprerebbe i giocatori di questa squadra che vi facciamo vedere, della top 11, la nostra top 11, perché abbiamo messo insieme, da un'idea di Gianluca, i giocatori con il 4-2-3-1 che per ruolo hanno un valore di mercato un po' più alto, oltre quelli ovviamente tecnicamente più validi in questo campionato. È venuta fuori questa squadra, alla destra vedete anche il valore in migliaia di euro, è un valore che per qualcuno è salito durante la stagione, per qualcun altro è sceso, ad esempio è salito per Leone, per esempio della Juve Stabia, è sceso un po' ad esempio per Paleari, per Improta, è rimasto identico per Curado e tutto sommato anche per Curcio e tutto sommato anche per Chiricò, visto che stiamo parlando di giocatori del Catania, Chiricò e Curado. Che bella formazione, no? Ha voglia. Ci vogliono tanti soldi però. Ma i soldi il Catania ha speso tantissimo, avrebbe anche potuto fare una squadra del genere, con tutti i soldi che ha speso, perché quando si dice abbastanza milioni di euro ha speso, quindi non so se, diciamo, a livello economico io non sono molto ben informato di quanto possa essere, diciamo, l'attuale rosa, gli attuali 11 che scendono con questi che noi vediamo in campo. Gianluca? Sì, abbiamo detto, giocatori più forti nel loro ruolo e di quelli più forti quelli che valgono di più a inizio campionato. Quindi qualora qualcuno avesse investito su questi calciatori già costosi, oggi il valore i valori li abbiamo ripresi da Transfermarkt, lo diciamo, e sono al momento attuale, con il valore attuale segnato in questo momento da Transfermarkt. Campionato comunque avrebbe avuto un valore maggiore, quindi anche in fase di calciomercato avrebbe portato un vantaggio. Grazie, abbiamo finito per questa sera. Grazie a Lino Gurrisi per la tua partecipazione. Ci vedremo magari in un'altra fase della stagione, magari un po' più fortunata per il Catania, ci auguriamo. Gianluca, noi ci ritroviamo invece venerdì prossimo. Grazie ancora, mentre Naomi, a te ti ritroviamo praticamente sempre, tutti i giorni ormai, visto che il Catania gioca ogni 3 giorni. Li ringraziamo e li salutiamo, magari ci stanno seguendo che sono in ritiro. Mi raccomando, domenica io a leggere messaggi di lamenti non ce la faccio più. Datemi una svegliata, voglio vedere tanti Karate Kid nel campo. Ecco. Ciao Naomi, buona serata anche a te. Ciao, anche arrabbiata un po' Naomi, come qualche tifoso. Noi vi ricordiamo gli appuntamenti con Telecolor, la partita con la Juve Stabia, appunto, che racconteremo sempre dal Massimino, con i collegamenti dallo stadio, le opinioni anche dallo studio qui da Telecolor, e poi corner lunedì, mentre preview ritorna venerdì prossimo. Buona serata.